E che mi fa? Di Lorenzo centrale, perché evidentemente Luperto non dà garanzia con 2 kg tu l'hanno. Però Isai deve andare terzino. Non ce ne va bene una, vabbè, ok? Non ce ne va bene una con gli infortuni. Ah! Dai! Tu qua praticamente non la devi toccare. L'unica modo per segnare è non toccarla. Ecco qua. L'Inter è partito, Lukaku che può fare 1 contro 1 con Meret. Lukaku supera Meret, va col sinistro. Ah! Insigne! Il tocco per Insigne. Lo vedi? Lo vedi? Prima di tutto, perché così vicino? Allargati un poco. Si vedeva che stavi troppo vicino a lui. Perché ti avvicini così tanto? Continui in una corsa verticale. No, la palla ti sbatte con Pepire. È sbagliato concettualmente. No, tu hai tirato. Io non ci posso credere. Un Cagliacon sull'Isolago, tu hai tirato. Proprio che la capa in terra. No. Te ne hai. Ho finito di difenderti, te ne devi andare. E dal momento in cui Raiola ti ha preso, te ne devi andare a fare in culo. Basta. La vuoi risolvere tu. Scivola di Lorenzo. Autostrada per Romelu Lukaku che può partire, palla al piede, c'è Lautaro che taglia, attenzione. Lukaku se la porta, limite dell'area, Lukaku, sinistro! È il vantaggio dell'Inter, costa to costa di Romelu Lukaku. Dopo che facci me gol che ha fatto. Ma sono quelle annate così che non te ne va bene una, basta. Eccolo il mancino di Biraghi. Deviazione con Yusai di recuperare. Mamma mia, Yusai, come devi fare? Come fatta ti fa superare il logo che è la vogliatoia? Sarà calcio da attenzione ancora lui. Sbaglia Meret. 2-0 per l'Inter. Vabbè, ma allora ditelo. Io non me la faccio a pigliare questo guaio perché ha fatto 3-4 miracoli prima, ci ha salvato il culo troppe volte, no? Non ce la faccio. È proprio il paperone, il famoso paperone. Insigne, dentro per Milik, ancora Insigne! Vabbè, ma che amore! Posizione regolare. Dai! E il Napoli torna. Dai! Viene allontanato, Mario Rui ci riprova. Oh no! Milik! No! Di testa. Milik. Cato l'hai magnato, Che sto te l'hai magnato? Proposto molto bene. Ah, palla destra. Che Palla destra. Ruba il pallone Milik, attenzione. Tiro forte. Milik va da solo, rimpallo che favorisce Insigne. Prova ad andare Insigne, allora calcia! Pallone che termina largo. Lorenzo Insigne, primo brivido del secondo tempo. Perché lui è altruista e Chillati invece no? Prova a scendere Vecino. Buono il cross dentro. Mamma mia, sono andato Manolas. Mamma mia. Io sai, sei un ciuccio. Ah, ecco qua i polaretti. È finita. Non si vede più niente. Vabbè, comunque adesso metti Tonelli al centro della difesa perché almeno c'hai una possibilità e sposta Di Lorenzo perché che non potremmo difendere lo 3-1. Forza. Metta allo Zana, che ne sa, ma ci vuole un po' di cambio perché siamo prevedibili, lentissimi. Manolas, è fallo. E a calà che li braccia. È evidente che devi ammonire, è evidente. Ma che bello schema! Una palla lenta per un giocatore sul suo piede sinistro, che non è il suo piede. Ditemi se mentalmente questa è una cosa logica. E andiamo avanti così. Come vogliamo a sta crisi mentale, non lo so. Doppio giocato, prima colpo di tacco. Che prova! Però pure tu, 2 cambi con 10 minuti di... Ma che... Prima! Perché che cazzo, nel momento in cui piglio 3-1 la fanno cagna? Perché non è che tu dici io sto dominando e sto facendo tanti di quei tiri a porta che non devo cambiare niente dell'equilibrio. Un possesso di palla sterile che dopo il gol è finito pure perché loro hanno ricominciato a pressare. Quindi sinceramente babba. Lozano la rimette con il destro a saltare Llorente. Amici miei, questa è una partita che dividerà sulle opinioni varie, perché per esempio in diretta io ho il mio inviato dal San Paolo a Gioletto che mi dice: Fabian Ruiz per esempio, i fischi sono giusti e tutti quanti noi avevamo quella sensazione
che era inguardabile, mentre io guardando la televisione, per me Fabian Ruiz ha fatto un primo tempo decente, poi si è spento dopo quell'intervento brutto, quella specie che voleva rovesciare nell'area nostra e la butta in calcio d'angolo. Lì comunque mentalmente, perché stai solo tu con la tecnica che hai, se col pallone che ti scende non riesci a spazzare e la butti dall'altra parte, vuol dire che comunque mentalmente. Da lì poi scompare così, ma ci ripetiamo che comunque non è nelle sue caratteristiche prendere palla come vertice basso e smistare in maniera veloce, avere la possibilità di innescare le fasce, eccetera, eccetera. Dopodiché il filtro è zero. Tra lui e Zielinski ci entravano da tutte le parti e Allan era preso in mezzo. Quindi ritorniamo sempre alle responsabilità iniziali. I miracoli non si possono fare. Quando una squadra è stata costruita per un altro sistema di gioco, con un'altra idea presuntuosa di quelli che al pallone tenim sempre noi, quindi non abbiamo bisogno di interdizione, vuol dire che non esci più. E questo 4-3-3 non dà frutti e noi abbiamo concesso. L'Inter è forte, ok? Merita probabilmente, non lo so perché non le ho viste tutte le partite, ma è forte negli elementi cardine, no? È forte il portiere, è forte la difesa centrale e sono forti gli attaccanti. Poi a centrocampo quelli veramente di qualità sono Sensi e Barella, ma hanno giocato con Vesino e Gagliardini e comunque hanno avuto ragione dei nostri centrocampisti che sono molto più forti dei loro. Ora noi come abbiamo perso con l'Inter? Abbiamo perso con 2 ripartenze dove uno scivola, come al solito continuiamo a scivolare e regaliamo la cosa, il paperone di Meret, e poi su quell'altro penso pure fosse un contropiede sul cross di Vesino. Manolas vuole fare l'intervento alla Koulibaly, che tante volte ci è piaciuto applaudire, e guarda caso tu la butti e Lautaro intuisce, fa il movimento opposto e Manolas non la prendeva, il pallone scorreva. Quindi regali 3 gol così, ne fai uno sul classico taglio di Callejon, che pare che è l'unico modo che abbiamo per segnare perché non ne abbiamo altri. E dopodiché nel secondo tempo c'è un po' di dominio, cioè non è dominio, è possesso palla, un po' di possesso palla a Napoli, senza creare veri pericoli ad Handanovic. C'è stato la traversa sfiorata da Insigne, qualche cosa di Zielinski, ma poi pochissimo, perché pochissimi i movimenti senza palla. Rui, poi di nuovo Zielinski, poi di nuovo Insigne, qualche movimento là, ma non è Hamsik, Ghulam, Insigne velocissimi, imprevedibili, che ti sfuggono da tutte le parti e tu non sai dove prenderli. È Rui, Zielinski, Insigne, senza quella frizzanteria, e quindi loro potevano aspettare. Abbiamo consegnato all'Inter la partita perfetta. Aspettare qualche contropiede dove loro sono decisivi, palla lunga e pedalare sulle 2 punte che sono in forma, ma niente altro, ma proprio niente altro. Quindi a me questo Inter di Conte non mi ha nemmeno entusiasmato più di tanto. Noi andiamo avanti purtroppo adattando giocatori, perché ci sono stati questi errori in sede di calciomercato, e quindi poi aggiungici la sfortuna di chi ha perso pure Malquit, di chi non ha più difensori, e quindi devi adattare Di Lorenzo. Ma a un certo punto adesso Gattuso ti devi prendere le tue responsabilità. Non ce la voglio da te, ma se stai perdendo 3-1 ti serve la spinta su tutte e 2 le fasce, perché se loro sanno già che tu sulla destra non spingerai mai perché Yusai è impedito, ritorniamo al solito discorso, rimetti Di Lorenzo là, a centro i 2 centrali, Tonelli, Luperto, chi vuoi tu, ma devi rimettere un giocatore che sia pericoloso sulla fascia, altrimenti tu non hai soluzioni. Visto che i vari fantasisti non sono in vena, perché Insigne, voglio sì, ci ha provato, ma non è in vena. Quando tocca il pallone è sempre o troppo alto, o troppo così, o cerchi la soluzione personale, sempre con quel blocco mentale che la vuoi sbloccare tu. Non è un Insigne decisivo, è uno che ci ha provato, che gli è arrivato, ma sinceramente io non è che gli do 6,5 ad Insigne. Insigne si prende 5,5, perché comunque nel primo tempo è irritante e nel secondo tempo non è che ha illuminato la scena.
Lo stesso dicasi per Fabian Ruiz, decente per quanto mi riguarda, i fischi sono troppo, ma non hai illuminato niente. Zielinski si è mosso un pochino meglio, Allan niente, non bene in interdizione e si ritrova tatticamente poi a fare la spalla di Milik che ha funzionato contro il Sassuolo ma non è nelle sue corde. Lì ci dovrebbe stare più uno Zielinski, un Milinkovic-Savic, cioè una mezzala che arriva poi alla conclusione e occupa l'area, perché poi alla fine devi occupare l'area se c'hai queste cose ad avvolgere. Voglio, è un fatto proprio al di là della sfortuna di cadere e quindi l'infortunio tecnico perché tu cadi, perché tu fai la papera, eccetera, eccetera. Non ci sono i presupposti per essere pericolosi, questo è. Ed è sicuramente una questione mentale, perché tu anche quando ci arrivi a sviluppare non sei veloce, non sei efficace, e loro sanno di non essere pericolosi, quindi si va in quella depressione, così prendi il gol e ti deprimi. E se guardano la classifica, io sto facendo di tutto per non guardarla, ma noi ce la giochiamo punto a punto, perché potevamo puntare al Cagliari, ma adesso ce la giochiamo punto a punto col Bologna, col Torino, con il Verona, il Milan, il Parma. Sono brutte acque, sono acque che ognuna di queste squadre ne perde una, ne pareggia un'altra, ne vincono un paio, poi ne perdono un'altra. Sono tutte le squadre discontinue. E il Napoli è questo: 6 partite, 6 vittorie, 6 sconfitte, 6 pareggi. Le squadre discontinue, le incompiute, quelle che una gara ti va bene e una ti va male. Come purtroppo avevo detto quando è arrivato Gattuso. Andatevi a vedere gli altri video, iscrivetevi al canale magari, e vedrete che avevo detto il Napoli ne perderà qualcuna, ne vincerà qualcuna, senza lampi, senza filotti, perché non siamo in grado tecnicamente proprio di farlo. Io dico che da New York Valerio Fluido è tutto, perché non c'è molto altro da dire. Si può discutere sulle prestazioni individuali, ma non cambia niente. Siamo inguaiati e Gattuso insiste che non se la vuole prendere con la sfortuna, va bene, però questi segnali positivi che lui vede per me sono sbiaditi e io non mi posso accontentare di un po' di possesso palla. Siamo il Napoli che non perdeva con l'Inter a San Paolo da 23 anni, quindi un po' di possesso palla contro questa Inter che per me non sono questi fulmini di guerra. Hanno 2 attaccanti forti, palla lunga su di loro e segnano sempre, li devi controllare meglio. Io non sono soddisfatto. A voi la parola e il resto dei commenti. E fatemi sapere se avete, non lo so, qualche gruppo Telegram, qualche cosa che vi potete invitare e aumentiamo questa community, perché votta a passare sta stagione e poi ne parliamo seriamente l'anno prossimo, perché dobbiamo decidere il Napoli cosa vuole fare da grande. Vi abbraccio. Forza Napoli sempre. Io lo dico, ci credo, ma sono molto avviato.